Ciao amici, oggi tappa a Capocesto. È il penultimo paese della Croazia, è un paese praticamente fantasma nella parte invernale e vive prevalentemente nella parte estiva. Domani è una settimana che sono partito, ci sarà l'ultima tappa in Croazia per poi passare in Bosnia e Erzegovina e puntare decisamente verso Mostar. Oggi fondamentalmente è una giornata piatta e tranquilla dal punto di vista del trasferimento. Ci sono stati due incontri interessanti, uno con una pianta che conoscevo ma non avevo mai visto, che ho già postato ma rimetterò sul video, e un'altra con vari ristoranti di carne che cucinavano per strada. È un po' strano nella nostra, diciamo, abitudine, però insomma ve lo metto perché è curioso.